Avevano trasformato la loro abitazione in Borgo Padova a Castelfranco Veneto in un market della droga sempre aperto e ben fornito, soprattutto di cocaina ed hashish. Un intero nucleo familiare, composto da padre, madre e 3 figli, che provvedeva a rifornire di stupefacenti una folta schiera di clienti di tutta la Castellana, è stato incastrato dopo mesi di indagini dei carabinieri di Castelfranco Veneto. Nei loro confronti è scattata la denuncia per spaccio, ma nel giro sono risultati essere coinvolti anche altri 5 soggetti, tra cui alcuni insospettabili. Tra i denunciati un turbino e un insegnante di scuola media superiore che smistava la droga anche ai suoi amici. Il coinvolgimento dell'insegnante di educazione fisica in una vicenda del genere è un fatto molto grave, è stato il commento da parte della dirigenza scolastica provinciale. Non si escludono ora provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, anche se i militari hanno accertato che l'attività illecita del prof pusher non è mai avvenuta dentro la scuola dove insegna. A capo del sodalizio un 54enne che a tempo pieno si dedicava all'attività portata avanti anche nei posti più impensabili. In una circostanza il capofamiglia, nonostante fosse ricoverato all'ospedale di Castelfranco, è stato in grado di spacciare diverse dosi di cocaina ad alcuni giovani. I carabinieri hanno documentato almeno un centinaio di cessioni, ogni dose veniva venduta ad un prezzo variabile tra i 70 e i 90 euro al grammo, tutti segnalati come assuntori di stupefacenti numerosissimi clienti che per rifornirsi a Borgo Padova arrivavano soprattutto dalle zone di Asolo e Riese Pio X.